Pronti? 1, 2, 3. La partenza vede l'errore di Coco Jumbo dopo aver preso la testa, si rimette al volo però e poi ha un'altra incertezza. Anche il numero 10 Adam Kirby Cole ha avuto un'incertezza e vediamo quindi Beverly Trio che sfila in testa nei confronti di Zemellino. Dopo 300 metri di gara Beverly Trio molto svelta. Blue Sky Pax, la squalifica per Blue Sky Pax che aveva sbagliato a sua volta, c'è lo scatto di Bamako dei Greppi che va su Beverly Trio che però intenzionata a replicare. I 400 se ne vanno in un veloce 28,6 con partenza da fermo, ma Bamako dei Greppi insiste ancora al largo, attacca, Zemellino rimane a contatto e i 600 vengono sparati in 42,9, davvero misura stratosferica. Poi a questo punto desiste Bamako dei Greppi, Zemellino rimane lì a contatto, poi dovrebbe essere Antonio Boccino a contatto e via via tutti gli altri con una prima fase di gara veramente vertiginosa, chilometro iniziale che se ne va addirittura in 1:12,9, che è una misura sproporzionata sicuramente a molti di questi cavalli dello start. Vediamo, intanto si appresta a sfruttare Antonio Boccino, cercano di venire via anche i cavalli da dietro, mentre è fuori corsa il favorito Adam Kirby Cole che ha sbagliato sulla prima curva. Cavalli ormai a poco più di 600 dalla conclusione, Beverly Trio in vantaggio, in seconda posizione Zemellino, all'esterno c'è ancora Bamako dei Greppi che sta facendo un vero e proprio numero, poi Antonio Boccino che è nella sua scia e aspetta il momento più opportuno per spostare. Beverly Trio entra ancora in vantaggio a 400 dalla conclusione, Beverly Trio in testa su Zemellino, il tentativo ora di Antonio Boccino di sopravanzare Bamako dei Greppi che è giustamente stremato a questo punto, completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo con Beverly Trio che allunga ancora. Beverly Trio in grado di accelerare, di prendere 3 lunghezze di margini abbondanti. Beverly Trio nel finale stacca per vincere e guadagnarsi tutta questa Tris Quartet Quintet dedicata a Marco Pantani. Il secondo posto per Zemellino, il terzo per il numero 8 Batman Griff, al quarto il numero 13 Aldebaran Rob. Poi dobbiamo vedere per il quinto, ma Beverly Trio fa un vero e proprio numero a 16 a quota fissa, l'allieva di Marco Stefani e di Marco Azzaroni, viene a vincere questa Tris dopo un primo parziale vertiginoso in 42,9, un primo chilometro in 1:12,9, ma è imprendibile oggi Beverly Trio, quella dei giorni migliori sicuramente. Zemellino al secondo, poi i numeri 8 Batman Griff, 13 di Aldebaran Rob e 9 di Astecca Dimar che completa il marcatore per il quintet. Beverly Trio dunque, Marco Stefani, Marco Azzaroni per conto della scuderia Trio ovviamente.